Non sarà un Natale sereno per molti bellunesi, in trepidazione in questo periodo per i problemi legati alle crisi aziendali che hanno travolto la provincia. Dobbiamo rivedere il senso di comunità, dice il vescovo di Belluno Feltre Renato Marangoni. Il lavoro, come vediamo, scombina non solo una famiglia, non solo la persona singola, il lavoratore, scombina una comunità, scombina un territorio, un distretto, è a catena ciò che arresta o ostacola il lavoro anche di alcuni dipendenti, che non sono alcuni ma sono un numero troppo considerevole. Quindi questo Natale è caratterizzato da un farsi carico tutti, di un'attenzione, di una premura e anche di una solidarietà verso chi è più direttamente coinvolto. Tutti abbiamo bisogno di dignità, di una dignità di cittadinanza, dice Monsignor Marangoni, che rivolge il suo augurio particolare ai lavoratori in difficoltà. È un appello ed è quasi una chiamata ad essere tutti presenti e tutti tenerci capaci di guardare con più progettualità il futuro. Ci interpella tutte le istituzioni, tutte le realtà, questa situazione qui. Dobbiamo imparare di più l'arte di progettare insieme, di farci un'idea comune anche del lavoro, aggiunge Don Renato. Qui probabilmente ci sono anche ci sono aspetti che nel passato, colti dalla necessità di sviluppare posti di lavoro, eccetera, non hanno permesso una capacità di guardare insieme la situazione, di vedere quali sono il vero potenziale, quale può essere invece un aspetto fragile che bisognava invece considerare meglio, e quindi le responsabilità sono di tutti e molti a diverso livello. Infine l'augurio di rinascita e di speranza. Buon Natale, ricambio, e vorrei che proprio entrasse dentro di noi i nostri vissuti e ci desse un attimino di fiducia.